Ciao ragazzi, quando si parla di tradizioni non si è mai finito di imparare. E oggi per esempio vi faccio scoprire che cos'è il pelao. Allora, intanto vi dico cosa non è. Non è una declinazione irregolare del verbo pelare al passato, non è neanche un termine di vago richiamo portoghese. Il pelao è un qualcosa che attinge profondamente alla tradizione. Lo potremmo definire un po', e lo vedete qui, l'anticamera o l'anticipo del tastasai. Però diciamo però perché secondo me è una roba nostra che sta fatto qua quando era mio nonno, quando era mio papà, e mi spiegava, e le chiamava pelao perché quando desfava il maiale e lo mangiavano in giornata appena mescolata, però mangiavano in giornata appena mescolata, ma che è il segreto, perché noi quando desfavano il maiale in casa, che era una festa, mettevano tutte le parti nobili del maiale, perché ogni pezzo di carne che ha il maiale ha il suo tocco di ciccio diverso, cioè il gusto cambia. Ma quindi ben macinato? Sì, aveva macinato, e dopo aveva mesciato, e dopo abbiamo fatto il risotto subito. Lì è vera che le tastasai, ma è diverso, perché il pelao ha tutti i suoi tocchi di ciccio, e quando ti mangi il risotto vedi i tocchettini di ciccio, che dico i tocchi di grasso, che dico le cinciole. Quando ti fai quel risotto lì, ti vedi la diversità di tastasai. Tastasai comunque diventa il giorno dopo perché princa l'assai. Ma al momento della cunza, non c'è la mia tastasai perché resta dolce ancora, il gusto cambia. È più fresco, sì, perché l'assai non è ancora lavorato. Ed era lì il bello, proprio farlo solo in giornata, comunque si mangia solo nella giornata che si mescola. Dopo non è più pelao. Ma che è anche un'altra roba che si faceva una volta, perché era obbligatorio avere il cammino pizzo. Prima di scominciare a fare il maschio, perché sennò si scominciava mia. E io ti faccio vedere perché era il cammino pizzo. Te lo faccio vedere sì. Il pelao, insomma, è il tastasai fresco, potremmo dire. Anche se questo sembra un dettaglio, una quisquiglia, ma in realtà il fatto di consumarlo fresco nello stesso giorno in cui viene mescolato, non prodotto ma mescolato, fa una bella differenza sul piatto. E questo non è soltanto il frutto, non è soltanto carne macinata, bensì il frutto di una conoscenza molto approfondita sulla materia prima, ovvero sulla carne, di una conoscenza tale che alla fine definisce la qualità del prodotto finale. Ed è una conoscenza maturata in anni e anni di esperienza e che ritrovi soprattutto in situazioni come questa di Isacco e della sua famiglia, in cui la maialatura vive nei ricordi, ma poi diventa una vera e propria arte. È bello che potremmo farlo avanti, che avremo il maiale intero. Quindi, togliendo la parte della coscia, del lombo, della coppa, extracul, che le scanelle, che ne ha un gusto, questo qua, che è fenomenale, è diverso della coscia, le taccate solo la coscia, ma il gusto cambia, è più gustoso questo della parte della coscia. E dopo che la spalla ha anche un gusto, ha un bel gusto in bocca. I colori della carne è diverso, te vedi proprio che ogni pezzo ha il suo colore diverso, chi è scuro, chi è più chiaro. Ed è quello il bello, e lì l'ho capito col tempo quando ho visto le persone che ha detto guarda, dammelo appena mescolato. E pensare che a mia volta quando c'era Zoino era quelli che mi piaceva. E dopo capendo adesso vi farlo riscoprire ancora. Ogni parte del maiale dà un apporto ben preciso in termini di consistenza, di sapore, di colore alla formazione del pelao, ma comunque anche degli altri prodotti, di salumi, soppresse e quant'altro. E tutto l'amalgama, e questo è importantissimo, parte dalla macinazione, rigorosamente a grana grossa. Che adesso la melagna, che lei ha detto nella macinatura sempre, la mescola anche nel momento della macinatura il pezzo di carne che non abbiamo tagliato. Perché se iniziamo a mischiarlo da qua, allora da tutto amalgama giusto. E quindi ella si fa il tocco di coscia, il tocco di scanelle, il lombo, la coppa, la panzetta, la spalla, e ogni pezzo proprio la mescola prima di macinarlo. Dopo un altro segreto, che lo fa vedere dopo, noi lo mettiamo dentro le vasche d'acciaio perché hai un busolino là nel canton. E quando lo metti in cella ti fa vedere il busolino cosa serve. Noi adesso lo pareggiamo tutto con le mani. Il dito che è un dito è importante nel momento di mescolare, di macinare
che lei tutto amalgamato giusto, vedi, guarda. Guarda che a te vedi già la fritta di salato, guarda che dico. Quando lo metti così. Perché è importante fare questo progetto? Perché adesso no, praticamente l'unica roba che ferma che penso che proprio che nessuno fa è lasciamo andare via tutto il liquido, tutta l'acqua che ha in eccesso nella carne, anche il sangue, lui fino a domani mattina e si sgozzola e va fuori nel busolinchi. Quindi non lo troviamo mia nel pelao, nel tastasai, nel salame, perché mi non lo vuoi mia dentro quella roba qua. Mi vuoi il puro ciccio asciutto. E adesso mi dispiace di Stefano. Abbiamo che te vai a casa, perché se te vuoi vedere il resto, te venire di mattina, perché mi ho finito. Ah, te me lo fai sudare? Eh sì, se te vuoi la veda come fermo veramente, te la aspetti fino a domani mattina. Ah, mi vedo, sta preoccupando. E lo lasciamo qua 20 ore a riposare. Allora Stefano, hai dormito bene stamattina, stanotte? No, mi sono segnato il pelao tutta notte. A te resta la oia da ieri, sta duro arrivare qui stamattina, ma bisogna aspettare per mangiare bene. Bisogna aspettare. Ecco qua Stefano, guarda il segreto, guarda. Perché non vuoi mica far restare dentro la carne nostra del maiale, allora devi tirare via tutto il sangue e l'acqua. Praticamente noi che diciamo che è il sugo del maiale che butta fuori l'acqua e il sangue che noi non vogliamo mica lasciare dentro al pelao, il tastasai e il salame, perché così mai non resta la carne pura, pulita, asciutta e profumata, puro ciccio di maschio. E adesso? E adesso andiamo a cuzzarlo, lo pesiamo e lo cunziamo. Con sale, pepe, aglio e basta. E allora te vedi che arriva il vero pelao. Ma non è ancora tutto, perché c'è anche un altro rituale che fra l'altro ha dato vita a una delle tradizioni più vere della sapienza contadina. E qui entrano in campo il focolare e le braci, fondamentali un tempo sia per la colazione nel giorno della maialatura, ma anche per garantire la riuscita ottimale del prodotto, salumi e soppresse. Già. Te ricordi la vecchia fanfonà? Eccolo qui. Guarda la fanfonà, noi ti guardiamo mia le porzioni, faremo una bella fanfonà, uscita come la vedi. E detto, lo schizziamo un pochettino. E dopo? E dopo questo qui adesso, guarda, noi ci abbiamo e lo mettiamo sulle brase. Le brase là che in pizzi e dopo lo tastiamo cotto. Perché dovevi farlo? Perché dovevi tastare prima di fare i salati? Perché se la cosa era sbagliata, buttare via i salati, uscita ti sei sicuro che era giusto. Questo è l'origine del nome tastasal. Sì, perché una volta il tastasal le chiamava perché prima di fare salame in casa avevi la sicurezza che il tastasal era giusto. Perché se era massa salata o poco salata, se era massa salata ti potevi dire immediato. Ma se era poco salato, sei giusto da zontare, ma non sbagliava mai, era attenti da quel che faceva, era attenti. Siamo pronti? Ah sì, alle conto Stefano, guarda che spettacolo, vedo che il freezer. Mia, tanto metti in lo tasto qua, guarda, mamma carico, uscita. Interessante perché te che solo ti la forchetta adesso, no per dir ma così. Scusa, to. Ti invitano perché adesso non so. Meno male che sentiva la. I tocchettini chi sono con riso. No, dai. Guarda. Allora stiamo. Stefano, a il cammino come si faceva una volta, vedi tu. Che bello. La guerra da tastarlo. La. Guarda, aspetta perché adesso all'arrivare anche a Diego, vedo la sentire Mindrio. A Savenita. Questo era quel che si faceva la mattina presto. Tanto dito che noi. Sai perché? Ascolta. Guarda, ma solo in bocca. Che dovevi tostarlo? Allora era una scusa. Allora perché dovevi fare la colazione la mattina a noi. Questa era la colazione. Sì, allora attaccai il cammin era freddo e mangiavi questa roba qua. Se questa era la colazione del contadino, dopo che anche al pranzo, allora quella L'inizio diventa il condimento del risotto. Sì, dopo ti vedi, andiamo. Facciamo colazione dopo pranzo va. Detto, Guarda
che spettacolo! Porzione ma- degustazione. Giusto là, giusto Ma con le scusa, casa basi. mia, capito da andare a lavorare, guarda. Sì, in teoria, Ecco. ma ne è passata un po' l'oia, perché una roba questa buona. È buona. Quando fa che la crostina del lo so sole. come è buono. Pelao meravigliao. Però meravigliamo, altro che le robe di una volta, cari. Tutto nelle parole e nei gesti di Isacco, di Melania, di Claudia e di Diego riporta a una passione antica che parte dall'allevamento all'aperto, passa per le regole sacre dei nonni e arriva fino alla manualità che a sua volta si rifà all'autenticità della tradizione contadina. Ed è una tradizione che rispecchia un mondo puro contadino sempre più rarefatto, che però poi si ritrova puntualmente nella verità dei sapori. Eh sì, adesso arriva la parte mia di quel che ti ho fatto vedere tutto. Vai, la parte vai. sta qua, com'era lo chiamo pelao. Ecco Perché qua. adesso ti vedi il perché te lo chiamo pelao. E quando mi va per mescolare il riso, adesso tanto vediamo una mischiata, la parte bella lì è che il cicciolo è tutto di sto là e si mischia perfettamente tutto con il riso, dentro omogeneo. Che destoccolà vuol dire Tutti i pezzettini della carne che noi abbiamo immaginato con il numero 10, il resta proprio con il numero 10, non si attacca mia perché le penne sta a mescolare ed è possibile che lui si attacca tra la cinciola del grasso, che dico cinciola mia perché noi la chiamavano cinciola, vedo che bello sgranacchio viene fuori il risotto. Giacomo, ti do ragione. Ho fatto una ricerca su Google. Se voi digitate fanfona che siete stoccola, Dal per fuori buona nuova. Ma magari spettacolo ora. Ragazzi, buon appetito e viva il pelao. Eh sì, Arriva il viva pelao. Viva il pelao. È mercoledì. È il mercoledì. Con la fanfona. Ciao ragazzi, ci vediamo mercoledì prossimo ancora qua. Eh sì, Ciao a tutti.